Scatman's World. Pole position a Jerez in Spagna. Ragazzi, voglio tentare di vincere in casa di Marquez, in casa di Lorenzo, in casa Camomillo, Pedrosa. Vai, chiudiamo tutto. Chiudiamo tutto. Su concentrazione massimale, seguito al massimo come in qualifica, che ho fatto una qualifica strepitosa, una delle migliori in carriera. Posso vincere questa gara, ecco, non fa sti errori, però come no, il Magnifico ne approfitta male, sì, però il Magnifico ha spagato il cazzo, anche Marchetto Marquez mi supera. Malissimo, malissimo, primo metà giro veramente disastroso, ho perso 5 posizioni. Anche la tensione di avere la moto più scarsa e quindi dover affrontare le curve in maniera sempre quasi al limite, anche se comunque freno prima. Che scambio, però ragazzi, che scambio, questi sono marziani, non sono esseri umani. Sfida tutta spagnola veramente tra Lorenzo e Marquez. Il primo giro se ne sta già quasi andando, ragazzi, veramente incredibile, volano i giri in questo circuito. Guarda che scambi tra Marquez e Lorenzo, ragazzi, che roba. Allora, come può inserirsi in questa lotta spagnola tra i due litiganti, il Come gode, dai. Primo giro completato, Rossi e quarto intanto, Vale Rossi, 2 spagnoli e 2 italiani nelle prime 4 position. Attenzione, staccatona della vita, il Come in testa, fastest lap del Magnifico, ma il Come in testa, ragazzi. Ho rischiato di andare giù, mamma mia. Adesso il Come tenta la fuga, come la pretende, la vuole, se la merita anche. Sarebbe incredibile vincere qua in Spagna, prima vittoria in MotoGP, ma stiamo buoni, stiamo zitti. Manca ancora un secolo, manca tanto, manca troppo. No, ste robe, questi sono gli errori tipici, sono i più tipici. Però ancora lotta con Lorenzo. Non è che il Come esce bene ed è primo, ed è ancora primo. Mamma che sfida, ragazzi, che sfida, una delle gare più belle del Come. Ancora internazzo puro, Lorenzo ci prova ancora, e Lorenzo però, ragazzi, è il Magnifico, ci sarà motivo se è il Magnifico. Lotta pura, purtroppo la moto più forte, però me la sto giocando bene. Ancora sgommata, perdo anche la seconda posizione. Che dura, Fioi, che dura. Ok, torniamo secondi, ma io voglio la prima posizione, la pretendo e me la merito anche. Vai, final lap, tipico final lap come idea. Questa è la sua curva, tenta l'internazzo e arriva all'internazzo, giro record del Magnifico, giro record del Magnifico. Cerchiamo di gestire per favore come portiamo a casa sta benedetta vittoria. Sarebbe bello vincere qua in Spagna, dimostrare al mondo che c'è anche l'Italia e c'è anche il Come. I tifosi del Comendone sono impietriti negli spalti, paurosi, speranzosi di vedere Veneziano vincere. Sgommatona qua della vita, la tipica sgommatona della vita comendiana. Tira fuori il gambino, tira fuori il gambino. Mamma mia, poche curve separano il talento veneziano da un successo meritatissimo, il primo successo in MotoGP. Il Kuma si è ben rilanciato anche nel titolo mondiale, che vincere questa moto deve dire veramente pipponi incredibili. Dopo i 2 successi di Marquez consecutivi da quadro Comendone e nel circus della MotoGP. Va nel porco, ma la tengo ancora, ragazzi.
È tutto nelle nostre mani adesso, È brutto da dire, ma è così. Solo noi possiamo perdere questa gara. Do 2 curve strepitose, ti prego, l'ultima che è sempre la più pericolosa. Freno un po' troppo forse. Signori, Veneziano vince in Spagna, prima vittoria in MotoGP. Winner. Grande successo. Saluta il pubblico ancora. Grande Veneziano. Vediamo la classifica. Veneziano è al quinto posto a meno 35. La corsa per il titolo, ragazzi, seconda pole consecutiva in quel di Le Mans. Possibilità incredibile di vincere anche qua, speriamo bene. Purtroppo piove, però Le Mans con la pioggia, anzi con questo tempo così viscido, è molto molto insidiosa. Purtroppo l'errore è dietro l'angolo. Concentrazione massimale, perché vincere la seconda gara consecutiva vuol dire lottare per il titolo. Dai, Marquez è davanti adesso. Concentration please, concentration please. Mamma mia, queste curve qua sono di una pericolosità inaudita. Comunque voglio arrivare a podio, ragazzi. Più piazzamenti faccio, più chance ho di avere moto prestanti nella prossima stagione o addirittura questa. Scusa Marchetto. Ma non li sopporto, quando speronano così non li sopporto. Che il computer sembra incollato alla pista e noi basta un attimo e si cade, loro sono incollati. Ok, primo giro completato. Marquez si svernicia. Giro record vizioso, it's incredible Dovi, it's incredible Dovi. Concentration, concentration, concentration. Molto bene, dai. Che tensione, fiori, che tensione. Ragazzi, scusate se commento poco, però vincere Le Mans sarebbe importantissimo. Sarebbe una cosa fondamentale. Bravo Kuma, molto bene Kuma, molto bene. It's incredible Kuma. Ok. Final lap, Fiore prego, final lap, abbiamo un vantaggio minimo ma ce l'abbiamo. Giro record di Pedrosa, oh madonna no come. Mamma mia ho rischiato, eccola là, e Lorenzo mi supera, sto stronzo di magnifico. Perché sto ultimo giro è così di merda? Perché? Sto buttando via la prima posizione, incredibile.
Anche il podio no, però no, sinceramente perdere anche il podio no. Oddio che errore, oddio. Errore colossale. Colossale, tutta alla fine ho perso. Ma porca troia. Tutorial su come perdere una vittoria, una gara e come perdere un podio. Ultimo giro da dimenticare, adesso che devo avere meno secondi. Ormai Lorenzo va a vincere la gara purtroppo. No! No! Chi ma dai! Ma no! Incredibile. Come mi ha buttato via. Incredibile. Ma affari culo. Un saluto dal commendone veneziano. Commenda veneziano. Commenda veneziano. Lo youtubers italiano. Commenda veneziano. Commenda veneziano. Commenda veneziano. Lo youtubers italiano.